Oggi si apre ufficialmente il festival. Io ringrazio i nostri ospiti, Barbara Mastroianni, Silvia D'Amico Bendicò, Magdi, abbiamo deciso quest'anno, e noi l'abbiamo detto, di dedicare il Vittorio Veneto Film Festival a Marcello Mastroianni, uno tra i più grandi attori italiani che però ha portato la grande cinematografia italiana nel mondo. E abbiamo deciso di dedicare questa mostra, che sarà aperta per tutto il tempo del festival, proprio a lui e alla cinematografia italiana. La mostra è organizzata dal Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani. In realtà vedrete delle immagini che fanno parte della cinematografia italiana, del neorealismo. Noi abbiamo deciso di trovare delle frasi di Marcello Mastroianni che ci sembravano interessanti e che facessero capire a voi ragazzi quanto era grande questo personaggio, non solo dal punto di vista attoriale ma anche come uomo. Intanto mi piace pensare che vivremo insieme, probabilmente non vi conoscerò tutti, siete 1500. Cercate di capire che la cinematografia è fondamentale per voi siete bombardati dalle immagini, più o meno belle, più o meno interessanti, più o meno di qualità. Cerchiamo di capire, di cogliere insieme quali sono questi percorsi nuovi dell'immagine, proprio perché poi voi possiate vedere, anzi guardare le cose con un altro occhio. Buona visione della mostra, grazie di essere qui, grazie a voi e poi ci vediamo stasera al Teatro da Ponte per vedere Oci Ciorni.